Pioggia, raffiche di vento e grandine, in arrivo una perturbazione che porterà nel Veneto temporali anche violenti. 18-24 ore di maltempo, la protezione civile è in stato di massima allerta, è stato decretato infatti lo stato di attenzione per rischio idrogeologico nei bacini del Veneto nord-occidentale e lo stato preallarme nelle zone montane e pedemontane. Dato il raffreddamento e la persistente situazione di caldo abbastanza intenso, le precipitazioni saranno piuttosto prevalentemente a carattere temporalesco, anche piuttosto intense, quindi con probabilità di locale presenza di grandine, rinforzo dei venti, raffiche di vento nelle aree interessate da temporali e attività elettrica. Il centro meteo di Teolo spiega che da questa notte si abbasseranno bruscamente le temperature. È in arrivo da nord-ovest una perturbazione che interesserà il nord Italia e sul Veneto farà sentire gli effetti soprattutto tra la serata di oggi, di sabato, con delle prime precipitazioni sulle zone montane. E dalla nottata e nella giornata di domenica si estenderanno queste precipitazioni anche alla pianura. A rischio le zone già colpite in passato dalle alluvioni e dagli smottamenti. La Protezione Civile ha invitato enti ed istituzioni a prestare la massima attenzione per questo fine settimana. L'intensità delle piogge potrebbe infatti dar luogo a frane. Le amministrazioni locali sono state invitate ad adottare le procedure di allertamento dovute a conclamate criticità o particolari sofferenze idrogeologiche e idrauliche presenti nel territorio di competenza. Insomma, un fine settimana con il bollino rosso per gli uomini dell'ARPA, i vigili del fuoco e la protezione civile. Scatteranno i controlli nelle zone considerate maggiormente a rischio. Dal lunedì tornerà il sole, ma dal prossimo fine settimana di nuovo maltempo.